colore fortemente identitario. L'applauso in questo caso lo facciamo a Marcello Truccas, che indossa i colori di Utah e ovviamente dà fiato allo strumento della nostra isola. Marcello, ben trovato anche a te mentre prepari il tuo fiorato. Questo è lo strumento che hai scelto per dettare i ritmi del ballo. Mi piace sottolineare che Marcello è allievo del grande maestro Luigi Lari. Attraverso i suoi insegnamenti, attraverso i suoi consigli sta portando avanti quel percorso di valorizzazione del nostro strumento, e oggi è accompagnato nei ritmi del ballo che ci proporrà da una coppia del gruppo folk Pro Loco Utah. Marcello, se tutto è pronto, interrompiamo ancora una volta il silenzio, questa volta con le lauretas. L'applauso per Marcello Truccas.
Nodas dopo Nodas la suonata ovviamente si completa e ritrova nei passaggi dei ballerini quelli che sono i virtuosismi che caratterizzano la suonata. Per te questo applauso, caro Marcello Iuta, complimenti per il tuo lavoro che porti anche all'interno della nuova associazione che vuole valorizzare fortemente questo strumento, perché abbiamo bisogno di passione, abbiamo bisogno di talenti davvero che portino alto il nome delle nostre tradizioni. Noemi e Manuel, venite vicino a me, venite qua perché voglio colorare questo palcoscenico attraverso i vostri abiti tradizionali. Manuel, tra poco tu sarai protagonista attraverso i suoni